E benvenuti, nonostante anche il tempo. Beh, se lo mettiamo al centro. Ecco, allora, qui davanti ho un libro da cui è nata questa serata in qualche maniera, perché quando l'ho avuto in dono ho detto è impossibile non presentarlo, è una cosa meravigliosa. Basta, veramente un consiglio spassionato, basta aprirlo anche a caso per vedere la dimensione sia anche proprio di autore di De Chirico e ovviamente il suo pensiero. È una fonte inesauribile di immaginario, di riflessioni, insomma, molto vicino. Questo è avvenuto forse un po' per coincidenza, ma le cose non avvengono mai troppo per coincidenza, perché Paolini è evidentemente nell'area di una sensibilità che abbiamo, insomma. E quindi in coincidenza dicevo della mostra di Giulio Paolini. Allora è stato un attimo insieme ad Andrea a dire ma deve nascere qualcosa tra queste due occasioni meravigliose. E Andrea mi ha detto, cosa che non sapevo, che avevano fatto questo lavoro insieme, che è questo libro che si intitola Un appuntamento mancato, in cui Andrea poi fa un saggio dove ci sono riflessioni sia di De Chirico che di Giulio Paolini su De Chirico e su quell'area di pensiero, diciamo, e in mezzo c'è un saggio di Andrea, saggio e qualcosa di più anche da come ho letto, che lui ha invece intitolato Un appuntamento rinviato, come a dire un appuntamento ancora possibile, forse in atto in qualche maniera. Ecco, diciamo questa è stata la premessa per creare questa occasione. Non sarò io a entrare nel dettaglio perché abbiamo personalità ben più esperte di me, e Giulio stesso sarà uno di questi. Voglio solo dire qualche cosa, proprio permettetemelo, di carattere personale, perché come dire, anche da artista, ma anche di sensibilità. Giulio Paolini forse è una delle ultime più alte espressioni di una linea di pensiero che personalmente, su questo qualcuno dissentirà, io riferisco così per dare un inizio ma ovviamente si potrebbe perdere nella notte dei tempi, che forse potremmo inserire in quella linea che va da Dürer, la linea che io chiamo la linea malinconica dell'arte, di una riflessione malinconica dell'arte, che però è una riflessione lucida, non soggetta a influenze psicologiche o
o men che mai psicoanalitiche, ma che è una riflessione sullo stare al mondo e che come oggetto, come fosse un orizzonte che continuamente avvicinandosi si sposta e non si raggiunge mai. E da qui in qualche modo si crea una sorta di metafisica, cioè questo mondo che è irraggiungibile, cioè che il pensiero non riesce a dimensionare in dati oggettivi, cioè ci si può soltanto approssimare. Dürer, per esempio, parlava cioè tutti conosciamo la melancolia di Dürer, che ovviamente credo che poche opere nella storia dell'arte abbiano influenzato il lavoro degli artisti successivi, come queste, tutti conosciamo, non c'entriamo. Ma lui ha fatto dei lavori proprio sul vedere, ha elaborato sul vedere e rappresentare, ha elaborato questo concetto del perspicere, che è una cosa estremamente interessante, che quest'idea che il vedere un'opera d'arte su una superficie in realtà permette allo sguardo di attraversarla. E qui Paolini credo che sia uno dei maestri in questo senso, cioè attraversarla vuol dire che la nostra percezione della realtà è condizionata dall'atteggiamento che noi abbiamo davanti alla realtà e così via, insomma, entreremo. Ma poi, per fare molto brevissimo, faccio solo un elenco di elementi che, a mio modo di vedere, si sono succeduti nei secoli. Per esempio l'arte del barocco è stata molto in questa linea qui, cioè il vero e il falso, l'illusione, la possibilità, non so, le vanitas. Sto facendo un elenco velocissimo, non so, Piranesi, altro artista secondo me centrale in questo tipo di vitalità. E per finire fino a, che ne so, a Leopardi, lo stesso Leopardi, l'idea di naufragio, che ho visto che Giulio usa tra l'altro spesso e volentieri, Nietzsche, Proust, cioè sappiamo che è una linea che di estrema importanza nell'arte di oggi è anche contrapposta a quello che oggi è il predominio della visione molto invece sulla concretezza dell'opera qui ed ora. Mentre nella linea metafisica c'è questa idea di una verità che è sempre ulteriore rispetto alla realtà visibile. Io mi voglio fermare qui perché è un tema che mi affascina molto, ma lo spazio a chi deve parlare. Ringrazio di nuovo e saluto tutti. Buonasera, il microfono funziona? Ah, scusami, sì. Ecco. Buonasera, io sono Paolo Picozza, sono stato a un certo punto sono un po' un abusivo nel campo della storia dell'arte, ma mi ha avvicinato il fatto che da giovane sono stato l'avvocato del maestro, che era un soggetto abbastanza litigioso e ci aveva in genere ragione. E poi della vedova, da qui poi è nata la fondazione non avendo loro figli. Il ringraziamento va innanzitutto al presidente Tirelli, perché qui a San Luca, dove Giorgio De Chirico era componente, faceva parte, anche se mi pare che non frequentasse molto, forse in archivio c'ho una lettera di richiamo per una quota non pagata, una cosa del genere, no? Qui abbiamo presentato le nostre opere più significative. Cioè, la Fondazione Giorgio Isa De Chirico ha lavorato in questi oltre 30 anni della mia presidenza per cercare innanzitutto di fornire agli studiosi gli elementi essenziali per conoscere Giorgio De Chirico, che non è conosciuto abbastanza, spesso è ridotto a luogo comune, spesso interessa solo il vero, falso. E in questo senso abbiamo una rivista che pubblichiamo in italiano e in inglese da oltre 20 anni, e qui abbiamo presentato dal libro dello scomparso professor Dottori la prima indagine a tappeto da un punto di vista filosofico delle opere di Giorgio De Chirico, poi il libro di Benzi, che è una vita completa di Giorgio De Chirico, che è stata tradotta anche in lingua inglese ed è in distribuzione adesso. Poi le lettere della Pontigia
e via dicendo. E oggi presentiamo questo libro che per me significa un raggiungimento, direi un punto d'arrivo per poi essere al contempo un punto di partenza. In fondo di De Chirico esisteva per la prima parte, diciamo fino alla guerra, il volume di Fagiolo, poi c'è stato il volume di Cortellessa del 2008, poi c'è stato un arresto di tempo e alla fine siamo riusciti a fare questo, si può usare il termine poco elegante, di mattone, perché tale lo è, anzi qualcosa ancora un po' più alto, in cui grazie a un lavoro indefesso di Sabina D'Angelosante, quella che proprio si è sobbarcata le carte, le ricerche e via dicendo, ovviamente di Cortellessa e mio, che aveva più una finalità di stimolo continuo, direi quasi ossessivo, siamo riusciti a pubblicare. Si doveva chiamare Opera Omnia, poi abbiamo visto che come per le piazze d'Italia De Chirico qualche volta spostava un omino da una parte e lo metteva dall'altra, ma la musica era lo stesso, non è proprio completo al 100%, esiste forse qualche inedito che al momento non è stato pubblicato, ma quando sarà il momento verrà pubblicato, e come opera è voluta essere un po' diversa. Mi aspetto un mare di critiche, però abbiamo voluto fare un'opera moderna, tutto De Chirico, e abbiamo voluto non dare solo diciamo a Cortellessa, come fece nel libro del 2008, una lettura di tutto, ma abbiamo voluto, anche ripubblicando saggi diversi, che ogni sezione fosse illustrata da un critico, uno storico dell'arte, creando quindi un pluralismo molto interessante. La cosa più, se vogliamo, ante ufficialità è quella che abbiamo pubblicato, una selezione molto bella, a cominciare da quella di Simoncini, delle interviste, vuoi televisive, vuoi continue che lui faceva, e poi spiegherò perché, e su cui abbiamo attinto tanti elementi anche che chiariscono una certa situazione. Cito l'intervista a Dacia Maraini, perché a un certo punto fa una domanda a Giorgio De Chirico dicendo: ma lei maestro quando ha conosciuto Nietzsche? In Germania. E lui dice: no, in realtà lo conoscevo già. Questo si collega a un articolo di Fabio Benzi che io ho pubblicato sulla rivista. Lui era un po' incerto, dico: io so che conosceva De Chirico, mi ha spiegato perché, ma non ho la prova. E in realtà quindi l'abbiamo pubblicato perché c'era stata tutta una questione sul greco antico, greco moderno, gli studenti fecero un po' di rivoluzione, però il pensiero di Nietzsche era già conosciuto, quindi De Chirico non forse che avesse letto, ma conosceva sicuramente Nietzsche, per dire come dalle interviste escono fuori delle cose particolari. Quindi questo volume spero che sia difficile a leggere, con l'ebook forse si legge anche meglio perché c'è il Trova che poi aiuta, e quindi abbiamo pubblicato innanzitutto le interviste di Simoncini, che sono veramente fondamentali, perché nelle interviste De Chirico dice delle cose che non dice quando scrive è molto più attento, per le interviste si lascia andare, e quindi dice alcune cose molto chiare sul fratello, sui suoi romanzi e via dicendo, e soprattutto sul contrasto che ha avuto con Breton, dichiarando con fermezza che lui surrealista non è mai stato, i surrealisti l'hanno assunto a padre, però a questo punto noi sappiamo che De Chirico a un certo punto, ma io dico ha cominciato a cambiare idee già quando venne a Roma nel 19, cominciò già all'epoca, anche quando stava a Ferrara, cominciò a pensare alla pittura antica. Se non che a Roma, dove prende la magnifica casa di Piazza di Spagna, pubblica la Commedia dell'arte moderna, che qui è riportata integralmente, e costituisce la Commedia dell'arte moderna un vero e proprio trattato di storia dell'arte.
in cui a livello socratico si sdoppia nel nome della moglie che lei chiama il genio filosofico più alto del secolo. Lui, De Chirico, si riteneva filosofo. Io la moglie l'ho conosciuta bene, di filosofia non so neanche che sapesse cosa significasse, però lui giocava e quindi attribuì alla moglie parte degli articoli che aveva pubblicato sulla sua firma, dicendo: ma nessuno si è accorto che lo stile non era il mio. Aveva pubblicato il 42-43, ha voluto fare questo romanzo. E allora a questo punto, parleranno poi gli altri del libro, lui comincia una sua polemica. E noi abbiamo qui una persona, il maestro Giulio Paolini, che all'epoca era 17enne, 17 anni e mezzo circa, perché tu sei di novembre, mi pare, e sta presente a Palazzo Carignano il 23 aprile del 58. Cosa dice De Chirico? Sovente ho pensato al fatto che finora nessun critico o storico dell'arte ha spiegato o tentato di spiegare quali sono i principali fattori, quali sono le principali cause che hanno provocato il sorgere della pittura modernista. Sì, dico modernista e non moderna, e per evitare equivoci. Moderno è sinonimo di contemporaneo, io invece non voglio parlare di pittura che si fa oggi, di tutta la pittura che si fa oggi, ma di quella pittura speciale che costituisce il 95% della pittura moderna, che detta dalla stragrande maggioranza di pittori di oggi, quella pittura appunto che si chiama modernista. Era molto interessato a questa conferenza, che poi, insieme a un altro articolo, non so di dove, contro la dittatura del modernismo, fece stampare in un opuscoletto che io mi pregio di dare in omaggio al maestro Paolini, che 17enne con tante idee dell'epoca rimase sconcertato, lo racconta lui stesso, poi ce lo dirà. Lo ripeterò. Dice: ma questo che vuole? Uso il linguaggio un po' romanesco, no? E invece poi, come tutte le cose che si seminano e che hanno il tempo di maturazione, vediamo che il maestro Giulio Paolini sarà quello che riprenderà meglio. E io qui avevo messo due cose, perché Paolini è stato uno dei primi autori che hanno visto in De Chirico un fondamentale punto di riferimento in un dialogo iniziato alla fine degli anni 60 e che idealmente proseguito fino a questa splendida mostra di Paolini che sta a Pianterreno. Peraltro è vicino a De Chirico anche per il suo essere non solo artista visivo, ma anche scrittore e teorico, e questo vi accomuna parecchio. Sono convinto dunque che presentare il libro, che contiene tutti gli scritti di De Chirico, tra le manifestazioni legate a questa mostra, e in un luogo così prestigioso e carico di storia, rappresenti il modo migliore per parlare dell'opera del maestro. Va detto che Giulio Paolini ha avuto il coraggio di dialogare con De Chirico in anni in cui, a dir poco, era molto criticato nel panorama dell'arte contemporanea, partecipando alla riscoperta fatta da un'intera generazione di artisti, ma alla quale Paolini ha dato dei contributi fondamentali e di grande valore. All'epoca De Chirico era preso per pazzo giù di lì, perché avere il coraggio di andare controcorrente, e lui lo scrive, il coraggio manca alla maggior parte delle persone, e quindi lui è stato solo contro tutti, sostanzialmente. Possiamo dire che De Chirico è stato un punto di riferimento per il maestro Paolini, che ha seguito in modo costante, come avveniva nelle opere realizzate tra gli anni 69 e 70, e che riportava Et quid amabo quod enisime enigma est del celebre autoritratto del 21. Questo è proseguito anche nel decalogo degli assemblaggi di tele di Paolini, nello studio romano del pittore,
o delle sue manipolazioni sulle piazze metafisiche, dove la statua si sdoppia per seguire parole poetiche di De Chirico. La statua, in una gioia eterna, annega la sua anima nella contemplazione della propria ombra. Non a caso la presenza del maestro Paolini nella mostra che abbiamo fatto Canova a Torino, Ritorno al futuro, era fondamentale, anche perché c'è la necessità di illustrare meglio il credito che gli artisti hanno avuto, e sono diversi, hanno preso dall'opera di De Chirico. Il maestro Paolini tuttavia non ha dialogato soltanto con i capolavori della metafisica degli anni 10, ma ha anche proseguito il dialogo profondo di De Chirico con la storia dell'arte, ad esempio riflettendo sul suo esercizio della copia dei grandi maestri per la creazione di opere del tutto nuove. In questo senso, il maestro Paolini può essere forse visto come uno dei prosecutori più coerenti dell'opera del Pictor Optimus, soprattutto per la comprensione della profondità di riferimenti culturali che si celano nella sua opera pittorica e letteraria. Taglio un pochino quello che avevo preparato. Paolini ha dichiarato proprio l'anno scorso al Corriere della Sera, e anche se tra i miei ispiratori c'è Giorgio De Chirico, non parliamo di lui come pittore semplicemente, bensì come sguardo originale e personalissimo sulle cose, trasmesso attraverso la pittura. Ora chiudo. Giorgio De Chirico, che va compreso nella sua scetticismo, nella sua ironia, che poi salva la vita, l'ironia, specialmente a un certo momento della vita. Già nelle memorie scriveva una frase enigmatica. Diceva: io credo che nessuno abbia compreso la mia pittura, forse 2 o 3 persone soltanto, ma ne dubito. Ecco, io posso dire che non c'è da dubitare che se c'è una persona che ha compreso funditus la pittura e il pensiero, soprattutto di Giorgio De Chirico, è il maestro Giulio Paolini, cui possiamo dire che De Chirico ha passato il testimone. E in questo senso, mi piace, poi lo dirà meglio, ma io però direi te le rubo, l'idea di un documentario che dovremmo fare con i fratelli Simoncini del rapporto, lui sta seduto qui in prima fila, se vedo bene, perché questa luce non fa leggere, è cieca, e dovremmo fare un documentario con delle riprese da te, con delle riprese a casa De Chirico, eccetera, proprio per vedere questa specie di sodalizio intellettuale, questo sposalizio mentale, se vogliamo, che veramente ha reso grande onore e rende anche grande onore alla Fondazione, perché del maestro Giulio Paolini ha trovato veramente quello che sicuramente De Chirico, se fosse vivo, però penso di essere autorizzato, sono diventato un po' strano anch'io, di poter dire a nome di Chirico, a nome di Giorgio De Chirico, sì, è l'unico che io conosco che ha compreso la pittura di Giorgio De Chirico. Grazie. No, stai qui, tanto c'è posto per voi. Ci togliamo noi allora, forse. Sì, mi tolgo io. Grazie, grazie. No, Avvocato Scalza. Sì, no, ma lascio lì. Ah, per registrare, forse. Anch'io registro, buona idea.
Grazie. Io ringrazio molto l'Accademia di San Luca e Marco Tirelli in particolare per l'idea che ha avuto di invitarci a parlare di Giorgio De Chirico insieme a Giulio Paolini. L'occasione, diciamo, che era irresistibile, soprattutto considerando appunto la ricchezza della mostra, che spero, comunque qui abbiamo l'opera culminante della mostra stessa, ma spero che magari più tardi ci sarà modo per quei pochi che non l'hanno vista di poterla ammirare. Nel catalogo della mostra, come Accademia, Antonella Soldaini ha riportato appunto una lunga intervista, una lunga conversazione con Giulio Paolini e in questa intervista sono numerosi riferimenti non solo a De Chirico, ma direi a quella che è la matrice comune. Insomma, prima Paolo Picozza parlava di uno sposalizio mentale, è un'immagine, diciamo, audace, che però riprende un'immagine dello stesso De Chirico, che a un certo punto parla di un ideale imeneo tra passato e futuro. Quindi, diciamo, un canto nuziale, diciamo, un canto festivo che in realtà appunto è nutrito di malinconia, come diceva Marco Tirelli. E appunto nella conversazione che mette capo a questo bellissimo catalogo, i riferimenti al tempo, all'enigma del tempo, sono numerosi, ma del resto anche nel testo che ha dedicato a questa mostra Paolini, questo tema è abbastanza centrale. Si lamenta, diciamo, Paolini della centralità nel dibattito contemporaneo, nella doxa contemporanea appunto della necessità dell'arte di documentare, di intervenire, di essere presente al mondo e quindi di seguire il ritmo del tempo del mondo, no? Il ritmo magnifico e progressivo oppure disastroso e difettivo del mondo in cui viviamo. Mentre invece, secondo Paolini, e questo è il motivo anche per cui Ha come Accademia è un titolo che torna, insomma, nella sua opera, questo è precisamente il luogo di un epicentro non identificato, un luogo fuori dallo spazio e fuori dal tempo, in cui in qualche misura si realizza una sorta di miracolo segreto, per dirla con un suo maestro, Jorge Luis Borges, che è appunto l'annullamento del tempo. Questo appunto sarà uno dei temi che affronteremo insieme a Giulio Paolini, gli sottoporremo tutti noi delle questioni al riguardo, però intanto vi presento gli altri interlocutori di Giulio Paolini in questa occasione, che sono collegati, diciamo, sia alla mostra che al libro in varie misure. Alla mia destra Sabina D'Angelo Sante, appunto insieme a Paolo Picozza e a me, ha curato il volume degli scritti pubblicato dalla Nave di Teseo, ed è, come diceva Paolo, la persona che si è accollata in questi lunghi anni il compito di reperire i testi di De Chirico, che soprattutto nella seconda parte della sua vita erano dispersi in decine e decine di pubblicazioni, a volte anche molto rare come quella che ci ha portato oggi Paolo, e che effettivamente non era facile identificare, ricollocare e trascrivere, anche correggere, ed è stato un lavoro davvero imponente. Tra l'altro presenteremo, diciamo, il libro all'interno delle iniziative del Maxi il prossimo 6 giugno, lì ci sarà l'occasione anche di entrare forse più nel dettaglio delle tante questioni anche, diciamo, filologiche che quest'opera comporta. Sabina in particolare poi nel volume ha scritto un testo sulle interviste di De Chirico. Questa è una parte che secondo me è molto caratterizzante di questo volume, perché appunto, insomma, molti lo sanno, fa parte dell'aneddotica dechirichiana, però secondo me non è ancora sufficientemente valorizzato, sufficientemente conosciuto il talento di, diciamo, teatrale, di performer di De Chirico, che si estrinsecò soprattutto negli interventi, nelle interviste, nelle conversazioni col padre di Gabriele Simoncini, che era appunto un giornalista che oltretutto mi ha rivelato oggi Giulio Paolini aveva fatto qualcosa del genere anche con lui stesso, tra l'altro nel 1988, quindi nel centenario della nascita di De Chirico. Sono dei corsi e ricorsi storici piuttosto curiosi e magari Simoncini ci dirà qualcosa al riguardo. Appunto anche il progetto che ha con suo fratello di realizzare un film, insomma un documentario, un'opera audiovisiva che metta in campo, insomma, Paolini a commentare De Chirico, a incontrare De Chirico, è molto
è molto suggestivo. E poi appunto Simoncini ci potrà dire di questo, ma anche appunto di suo padre e del talento che aveva suo padre per me sorprendente, insomma ancora oggi lo si può constatare su YouTube, insomma facilmente cercando appunto le interviste di De Chirico, di far uscire fuori questa sua, che forse definire ironia è abbastanza riduttivo, è proprio un senso del comico, della vera e propria messa in scena, e in alcuni casi veramente spassosa e soprattutto sempre spiazzante. Queste interviste, le interviste di Simoncini, sono state trascritte per la prima volta in questa occasione. Naturalmente in questo modo noi perdiamo tutto l'aspetto dell'azio, della gestualità, delle pause, degli sguardi, degli ammiccamenti di De Chirico, e quindi raccomandiamo di poter guardare gli originali, che sono quelli audiovisivi, però credevamo che fosse importante testimoniare anche questa parte, e Simoncini nel volume ci parla proprio di questo, di come questi loro antratti anni in qualche misura hanno fatto anche scuola presso gli artisti delle generazioni successive, che hanno maggiormente enfatizzato questo aspetto teatrale. Per quanto riguarda Bettina Della Casa, io le vorrei chiedere una cosa che poi non abbiamo concordato, ma poi mi dirà lei se le va di parlare al riguardo. Perché quando mi trovai appunto nel 19, eravamo poco prima del lockdown, sembrava un momento di grande come dire, partecipazione collettiva agli eventi dell'arte, che poi insomma purtroppo ha avuto un'ironia della sorte piuttosto dura nei mesi successivi, ma insomma facemmo un primo incontro simile a questo di oggi all'Accademia di Brera a Milano, e c'erano tantissimi studenti. In quell'occasione appunto Giulio Paolini, che in nome della sua proverbiale riservatezza, insomma, aveva detto che avrebbe parlato il meno possibile, così come ci ha detto anche oggi, in realtà ebbe uno scambio bellissimo con gli studenti, i quali senza timore reverenziale, insomma, gli portavano questioni di tutti i tipi, e lui con puntiglio, insomma, espose la sua posizione proprio riguardo alla partecipazione o meno dell'arte al mondo. Credo che quello fosse il tema che maggiormente gli premeva sottolineare. E quindi in quell'occasione facemmo questo libretto, che è anche disponibile qui fuori se lo volete prendere, che raccoglie appunto i testi, anche brevissimi, le frasi, le citazioni, le conversazioni in cui Paolini nel corso degli anni, dei tanti anni ormai in cui si è confrontato con De Chirico, appunto ha detto la sua al riguardo. E nello stesso volume poi sono presenti, grazie alla cortesia di Paolo Picozza, anche dei testi di De Chirico, tra i quali la famosa conferenza del 1958 a Palazzo Carignano, che tanto sconvolse il giovanissimo Paolini. Quindi io a Bettina chiederei proprio insomma, di dirmi cosa significa anche, perché non è semplice anche per Paolini, reperire, ricostruire tutte queste tracce, no? Ricomporre tutti questi frammenti. Chi studia, chi lavora sull'opera di Paolini lo sa, insomma, Bettina è una specie di memoria borghesiana, insomma, universale, che tutto ricorda, e questo appunto penso che sia un privilegio ma anche una condanna, quindi questo le volevo chiedere, poi insomma mi dirà lei. Allora, noi abbiamo pensato di fare così. Io adesso vi mostrerò delle immagini quando saremo collegati appunto con il proiettore, che sono delle immagini che sono riprodotte in quel volumetto di cui parlavo, che si intitola appunto Un appuntamento mancato, e che ci mostra appunto solo alcuni dei tantissimi episodi in cui appunto Paolini si è confrontato con De Chirico. Dopodiché Giulio, se vorrà, ci dirà qualcosa riguardo a ciascuno di questi appuntamenti, e poi appunto Bettina, Gabriele e Sabina ci diranno la loro sul loro lavoro e sulla loro partecipazione. Se possiamo collegare, grazie. Allora, noi qui abbiamo in particolare, questa era l'ultima immagine che volevo mostrare, è quella appunto che ci ha regalato Gabriele Simoncini della mostra Metaverso, che è in corso in questo momento qui a Roma, dove appunto sono accostati un lavoro di Paolini e uno di De Chirico. Il lavoro che invece ha fatto da guida, insomma, anche a questo nostro incontro di oggi è questo, è uno dei più recenti, autoritratto nudo, del 2012, in cui appunto nel classico diagramma cartesiano che spesso è presente nei lavori di Paolini, si affaccia, occhieggia, fa capolino l'autoritratto nudo dello stesso De Chirico. Quindi è, come dire, l'unica forma di autoritratto possibile per Paolini, in qualche misura è quella in cui è presente un'altra figura, no? Quella trasparenza etimologica di cui parlava in una sua lontana dichiarazione, che tutti giustamente citiamo, quella trasparenza etimologica dell'arte di ogni tempo, che
traspare, appunto, riappare, no? Non voglio dire come un fantasma, però come qualcosa che torna, no? Che torna, fa capolino, in questo caso addirittura sembra voler uscire dalla cornice, ecco. E io volevo chiederti, appunto, nel tuo rapporto con De Chirico, appunto, lo accennava Paolo Picozza, in realtà già dagli anni 60 ci sono delle citazioni di De Chirico, però mi pare che negli ultimi anni, e questo credo che riguardi anche un po' i lavori presenti in questa mostra, ci sia un rispecchiamento anche biografico, ci sia un tentativo di rispecchiare le proprie fattezze così diverse in quelle del maestro così lontano. Forse perché adesso anche le tue fattezze hanno diritto di essere mostrate, oppure sei meno, diciamo, pudico nel mostrarcele, se possibile. Eccomi qua. No, io adesso sono un po' travolto dalle espressioni di considerazione, di elogio che ho appena sentito da Paolo Picozza e da Andrea Cortellessa. Non so bene come reggere l'emozione. E non so se di De Chirico io mai potrei esprimere compiutamente una qualche considerazione, perché tante e tali sono le verità, almeno le più attendibili interpretazioni sulla sua opera, che io davvero non me la sento. E posso dire che quello che in fondo è successo da quel 23 aprile che fosse del 1958, dove quando io 17enne, divorato già, comunque che stavo per essere divorato dalla vocazione a appartenere al mondo dell'arte, insomma, a essere un artista, e poi e quindi le mie reazioni dette tra me e me, certo non ho sollevato questioni in pubblico, ma uscii da quella condanna dell'arte modernista espressa da Giorgio De Chirico, veramente non so, incazzato, come si dice oggi. Non so, non credevo ai miei orecchi, ecco, che un artista così rinomato e considerato proprio per il suo ruolo nell'arte di quel tempo fosse lì a sputare nel piatto, come si dice, e a inveire contro tutto quello che era attorno a lui. Quindi io uscii veramente sconvolto da quella serata, e senza poi però mettere in conto e assimilare le sue parole, ma arrivandoci con i miei mezzi, con la mia esperienza vergine di quegli anni, arrivando quindi già alla fine degli anni 60 a inneggiare alla sua iscrizione nel famoso autoritratto del 1911, Et quidam abo nisi quod enigma est, e a fare di queste parole uno striscione stradale che era ed è la comunicazione di quanto di più politico e terrestre si possa avere attraverso uno striscione stradale. E io, mettendo queste parole così distanti dalla realtà e dal tutto come l'enigma ero già arrivato a capovolgere
ripeto, con i miei mezzi, ma non come apprendista di chirichiano, studioso, figuriamoci, per esperienza mia propria, a esprimermi con le sue parole in una mia opera di quell'anno. E quindi questo mi fa dire adesso, come se me lo consentite, che l'artista, per quanto mi riguarda e per quanto ho vissuto, recita tra sé e sé una non appartenenza alla realtà, all'attualità che vive. È come se fosse come mi è capitato di dire altre volte a proposito del mio primo passo nell'arte, che presi i voti, dove per voto si intende appunto un'assoluta dedizione a qualcosa che non era quello che ci stava intorno. E quindi questo è, diciamo, il mio piccolo racconto, perché non mi avventuro certo a disquisire sul perché e il per come De Chirico è quello che è e quello che è stato per me. Non lo so, non mi va di fare l'autoanalisi e comunque scusa? Ti hanno chiesto di No, ma se vuoi Io raccontare. ignoro sempre le domande che mi No, fanno, ma scusate. bisogna. Lavoro lì, che credo vediate alle mie spalle. Sì, possiamo magari mandare Allora, lo schermo, grazie. quello è una sorta di identificazione proprio terra a terra della mia figura, dove sono rappresentato di dorso, cioè è come se fossi il profilo che vediamo in primo piano nell'immagine, è quello che io sono quando guardo qualcosa, come chiunque diciamo è osservatore. Quindi sei di spalle? Sono di spalle, ah sì. Quindi sei trasparente? Sì. Ah, speravo si capisse, cioè no, effettivamente non è chiaro, ma no, io sono lì che sto guardando qualcosa e cosa vedo? Vedo la figura di Giorgio De Chirico nudo, non a caso, cioè proprio ridotto alla pura presenza apparente. E il suo ritratto nudo entra nel vuoto della mia silhouette di osservatore e le due figurazioni stanno per coincidere, diciamo. Vabbè. Ti leggo alcune righe appunto della dichiarazione, del testo che hai dato al catalogo di questa mostra. Di fronte a un presente sempre più chiassoso, ai continui allarmi o alle esultanze amplificate del mondo della comunicazione, credo occorra formulare una muta risposta e ricordare, almeno a titolo di esempio, la splendida immobilità delle antiche accademie di scuola platonica. E prima, nessun traguardo si potrà ancora distrarre la nostra attenzione. Eccoci pronti a star fermi, a restare dove siamo, ad attenerci, come dovuto sia, a quanto accade che a quanto non accade, e ad attendere che tutto ci appaia come prima, ovvero uguale a come sarà dopo. Ecco, questo tema del tempo, dell'immobilità del tempo, probabilmente davvero è una delle eredità di De Chirico più dirette, no? Qui c'è un lavoro celebre, insomma, L'enigma dell'ora, che tu hai rifatto varie volte. Qui per esempio ce n'è una, Segnale orario, che riprende appunto quella
di De Chirico. Ma il tema del tempo, appunto dell'immobilità del tempo, è, si può dire, veramente uno dei vostri cavalli di battaglia. Ormai davvero questo sodalizio o sposalizio è conclamato. Certo. Ora, lungi da me di contestare la verità di Einstein sullo spazio e sul luogo, e sul tempo, ma io sono ingenuamente, candidamente convinto che noi siamo qui a vivere la nostra avventura terrestre senza doverci preoccupare e senza volerci atteggiare a artefici di qualcosa. Chiedo scusa. Sono cioè votato, come ho detto, ho preso i voti di una sorta di immobilità contemplativa, ma al di là delle questioni religiose che questo termine può assumere, è come se, insomma, non solo io, ma tutti gli artisti che si fregiano di questa qualifica non appartenessero di fatto alla realtà che vivono, ma si siano trasferiti in un'altra storia che, tanto per intenderci, credo sia la storia dell'arte. Non certo una storia immaginaria, ma per essere concreti e avere qualche attendibilità, parlo della storia dell'arte come dimensione di percorso in andata e ritorno continuo, in percorrenza inarrestabile dall'antico al domani, e che insomma occlude lo sguardo dell'artista ad ogni altra visione. La visione che può avere l'artista gli è dettata, o meglio, gli viene servita dalla storia dell'arte, la quale in silenzio e in modo assolutamente discreto e amabile gli consente di essere quello che è. Ecco, questa ultima clausola nicciana è perfetta, perché la domanda che ti volevo fare adesso riguarda l'opera che è qui, cioè Voyager 5, che è, diciamo, l'ultima in ordine, diciamo, di composizione, nonché l'apice, appunto, in termini proprio, come dire, prossemici di questa mostra. È appunto un lavoro che contempla un riferimento alle tue origini, ancora precedenti al lavoro pittorico, così come invece al piano terra c'è esposto per la prima volta, almeno delle mostre che ho potuto vedere io, un lavoro che è precedente anche al disegno geometrico, cioè quello che si rifà ad Atlantide, il continente sommerso. Qui invece appunto sono gli strumenti, diciamo, del tecnigrafo, gli strumenti della grafica, gli strumenti appunto di un'attività che precedeva l'arte, e c'è però all'interno di questo scrigno ci sono delle immagini che riflettono il luogo dove ci troviamo, cioè fotografie del luogo dove ci troviamo. Quindi è come se il passato e il presente davvero si specchiassero, si coincidessero. Allora, appunto, volevo raccontare un po' la storia di come è nato quel libretto che abbiamo fatto insieme. Io andai nel 2019 appunto alla mostra di Paolo Di Paolo al Maxi. Paolo Di Paolo, come sapete, era il fotografo della rivista Il Mondo, diretta da Mario Pannunzio negli anni 50, che però appunto continuò a fare delle fotografie in città a varie personalità pubbliche, tra le quali un paio di volte, 2 o 3 volte, anche De Chirico. Questa fotografia in particolare, che io ho fotografato col cellulare malissimo, vedete ci sono
i riflessi, cioè davvero una foto barbarica. Mi ha ricordato irresistibilmente una serie di lavori di Paolini che risalivano agli anni 60, come questo per esempio, in cui si vede appunto un signore che trasporta una cornice. Poi nei lavori successivi questo signore man mano si riconosce sempre di più essere lo stesso Paolini, finché in questo lavoro qui Paolini porta il lavoro precedente, cioè è come se Paolini del 67 incorniciasse il Paolini del 65. Ecco, è proprio la stessa immagine, semplicemente rovesciata. E allora l'ho mostrata a Paolini, il quale si è incuriosito e ha finito per fare questo lavoro, che appunto è intitolato Un appuntamento mancato, in cui in qualche misura il proprio lavoro è compreso, diciamo, come si può dire, incorniciato, si può dire così, da quello di De Chirico. Anzi, qua non è un lavoro di De Chirico, è De Chirico, è la persona di De Chirico, forse l'aneddotica, il personaggio di De Chirico. Ecco, questo specchio rovesciato che veramente ci affonda ormai in tanti anni fa, come lo possiamo interpretare? È De Chirico che, appunto, come diceva prima Paolo Picozza, figlia Paolini o viceversa? No, è un gioco, è un montaggio fotografico che mi è sembrato di poter fare, visto che la cornice vuota che transita innocentemente accanto alla figura di De Chirico potesse animarsi nella mia figura, che anche lì, anche quella volta innocentemente, io transitavo con una tela che mostrava il suo verso. Quindi insomma c'è un segreto reciproco e all'ennesima potenza, no? Non so cosa aggiungere. No, questa non aderenza di tutto quello che una immagine, una figurazione, a mio avviso, non deve avere come necessità e come funzione quella di riflettere qualcosa che ci sta intorno. Questo ci sta intorno, ahimè, nostro malgrado, spesso, e quindi non merita, diciamo, di essere nobilitata a messaggera di qualcosa. C'è, ma l'artista la aggira, come dire, o la ignora del tutto. La tela bianca potrebbe essere una testimone autorizzata di questo non intervento, ma la tela bianca è una cosa che si compra nel negozio di belle arti e non ha, diciamo, una sua autorità, una sua... però la tela bianca può travestirsi e alludere a qualcosa, e quindi, diciamo, fare da cardine a questo non intervento che però viene veicolato su un foglio o su una tela. Poi però, invecchiando, viene spesso voglia di commentare e di descrivere, di illustrare questo vuoto. E questo vuoto quindi si anima di immagini che però sono sempre l'eco delle immagini di prima, cioè oppure l'annuncio di un'immagine di dopo, ma insomma non c'è mai questa sincronia tra il fare e lo stare delle cose.
Sì, è un po' quello che diceva Sant'Agostino, no? Cioè, se tu ci chiedi che cos'è, sì, se tu ci chiedi cos'è il presente, non lo sappiamo, mentre invece prima che ce lo chiedessero lo sappiamo. Io vorrei coinvolgere Gabriele Simongini, perché appunto l'ultima immagine che abbiamo è presa dalla mostra che lui con altri ha curato, appunto Metaverso, dove anche lui ha fatto questo accostamento. Quindi magari questo tipo di appuntamento a distanza anche lui lo ha inteso come una sorta di riflessione sul tempo e sulla possibilità di sovvertirlo. Sì, grazie. Dunque, prima di tutto è un piacere essere qui con voi. Partiamo da Ipotesi Metaverso, che è in corso a Palazzo Cipolla e che è la prima mostra internazionale che praticamente scardina certi valori temporali anche legati alla tecnica, alla tecnologia, perché presenta opere che vanno dal barocco fino appunto a delle ipotesi sul metaverso, perché in realtà il metaverso ancora non esiste. E infatti è andata via l'immagine proprio a dimostrazione. Ecco. Era proprio, era voluta, cioè nel momento in cui ho detto che non esiste, l'immagine spariva, anche questo. E allora, proprio due parole, perché non vorrei proprio parlare insomma della mia mostra. In realtà ho affiancato queste due opere. Tutta la mostra si gioca su un continuo cortocircuito e passaggio dal fisico materiale al digitale immersivo. Cioè non c'è una divisione tra i due aspetti, perché dovremmo abituarci progressivamente a far coesistere le due dimensioni, cioè la dimensione fisica e la dimensione digitale, senza che la dimensione digitale si sostituisca a quella fisica. Quindi la mostra è una specie di laboratorio che propone questo passaggio nell'arco di pochi metri da un'opera fisica a un'opera in cui si è immersi totalmente e viceversa. E nell'indagare in realtà dei riferimenti ad artisti come costruttori di mondi, come creatori di mondi, mi è sembrato perfetto inserire un'opera di Giorgio De Chirico e un'opera di Giulio Paolini. E poi, se me lo permetti, vorrei parlare un attimo del progetto del documentario che è ancora più interessante in realtà. E mi sono accorto solo successivamente che in realtà le due opere sono, e questa non è stata una scelta voluta, il bello è che quando le vedi affiancate, quando le vedi insieme, la messa in scena funziona meglio. In realtà le due opere hanno una costruzione assolutamente simile. Ci sono due quinte laterali, sia due architetture laterali, sia in Giorgio De Chirico che in Giulio Paolini, purtroppo non si vede bene quella di Giulio. C'è un elemento centrale che detta una simmetria assiale, che è la torre in De Chirico e l'elemento architettonico in Paolini. C'è l'Arianna addormentata in De Chirico dei Musei Vaticani, che appunto è distesa, e sorprendentemente c'è anche il Narciso che Giulio Paolini trae da Poussin, che è disteso. Quindi c'è una assoluta e casuale consonanza tra le due opere, come altre consonanze se ne trovano continuamente nel percorso dei due artisti, sotto il segno dell'immobilità, direi. Un'immobilità, è stato richiamato prima nel leggere, nel momento in cui Andrea ha letto il riferimento di Giulio alla splendida immobilità dell'Accademia, l'idea della splendida immobilità dell'Accademia. Diciamo che l'immobilità di De Chirico e l'immobilità di Paolini, a mio parere, sono una immobilità assoluta nei confronti di un progresso lineare del tempo, sempre più veloce, sempre più accelerato, e un'immobilità assoluta nei confronti delle mode. Ma c'è al contrario una loro mobilità assoluta, che è quella all'interno della storia dell'arte, e questo è un altro legame fortissimo, una sintonia fortissima, che nella grande differenza anche ovviamente tra i due percorsi c'è mobilità nel percorso della memoria e nel percorso della storia dell'arte. E su questa mobilità cercheremo sarà uno degli aspetti del film televisivo, forse è meglio
chiamarlo, o comunque documentario, che faremo appunto con mio fratello Raffaele, e che sarà scardinerà proprio l'idea di un tempo cronologico, perché si muoverà avanti e indietro e ci sarà una continua sovrapposizione di tempi, di luoghi. Sarà fondato soprattutto sul Torino e Roma in particolar modo. Non vi anticipo quello che dovrà fare Giulio, non lo sa nemmeno lui, quindi ecco. Qualcosa farai. Quindi ci sarà questo passaggio. Torino, il legame con Nice è fondamentale, e anche lì tante coincidenze, la vicinanza dello studio e anche della casa, dell'abitazione di Giulio dove Nietzsche ha abitato e soggiornato e dove ha scritto Ecce Homo, fino ad arrivare appunto al famoso episodio della follia. Quindi ci sarà davvero e poi l'arrivo a Roma, un percorso, un attraversamento da parte di Giulio di Casa De Chirico, della Fondazione De Chirico, e poi tutta un'altra serie sarà molto costruito sulle immagini, questo è fondamentale, più che sulle parole. Tutta una serie di analogie, di scatti, di sorprese saranno fondate davvero sulle immagini, e partiremo, ecco, prima che mi dimentico, partiremo e faremo dialogare tutto questo con degli spezzoni, dei frammenti dei documentari che mio padre Franco fece su Giorgio De Chirico. Sono 8, nessuno ha mai realizzato 8 documentari su Giorgio De Chirico, con una particolare rilevanza del film Il mistero dell'infinito e Il sole sul cavalletto, che è ormai notissimo, ma al tempo stesso ci sarà un riferimento al documentario che nostro padre dedicò a Giulio Paolini in occasione della mostra alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna del 1988, che guarda caso era 100 anni dopo appunto la nascita di Giorgio De Chirico. A questo proposito c'è da dire che io, mio fratello, da testimoni, vedendo poi nascere i documentari, abbiamo visto una grande differenza nel porsi da parte dei due artisti di fronte alla telecamera, nel senso che in quel caso Paolini non andò affatto davanti alla telecamera, scrisse una bellissima lettera a nostro padre che servì come base per il documentario, mentre, come forse tutti voi sapete, Giorgio De Chirico nei documentari di nostro padre diventava davvero un attore, io direi un coautore. Nel saggio che ho scritto per il libro, peraltro un libro davvero, faccio i complimenti alla Fondazione e agli autori, perché è un libro, una pietra miliare, e quindi capisco il riferimento al mattone che diceva prima l'avvocato. Io lo chiamo pietra miliare, diciamo, perché raccoglie davvero tutti gli scritti in modo esaustivo. Ecco la differenza. Giorgio De Chirico, nel saggio scrivo che in realtà questi documentari sono delle performance neometafisiche, forse piacerà a Lorenzo Canova, che se ne è occupato e se ne occupa, proprio perché davvero i due non sono solo, io direi che a questo punto si può dire che non sono solo i documentari di Franco Simongini, ma gli autori sono Giorgio De Chirico e Franco Simongini. Come è stato notato, loro avevano costruito, ma poi più che costruito avevano trovato un punto d'accordo su un modo, direi, di recitare che fa riferimento a due figure care a Federico Fellini, cioè il clown bianco e l'Augusto. Il clown bianco è il clown attento, puntiglioso, preciso, ordinato. L'Augusto è il caciarone, come si dice a Roma, è il disordinato, lo zozzone, insomma è quello che crea disordine appositamente per scompaginare il gioco al clown bianco. In qualche modo loro due si sono alternati nelle parti del clown, e quindi il tuo riferimento anche di Andrea prima al teatro, al circo, mi sembra tu avevi parlato, è giusto. E mio padre ha recitato la parte del giornalista petulante
che fa domande ripetitive e incalza l'artista. Mi sembra che è il primo caso in cui De Chirico accettò di mettere il numero del mese nel quadro. Mio padre, era luglio, un luglio caldissimo, sotto le luci, le telecamere eccetera, mio padre disse: maestro, ma metta luglio. De Chirico: ma pure il mese vuole Simoncini? Beh sì, siamo davanti, siamo alla RAI. E De Chirico si prestò ancora una volta al gioco e fece il 7 di luglio, quindi è stato un gioco tra di loro, un teatro nel teatro, una messa-in-scena, un rapporto tra il clown bianco e l'Augusto, e il maestro accettò di fare l'istrionico, di fare il burbero che cercava di nascondere nelle risposte, e tra i due c'è un gioco continuo, come quando mio padre si permette addirittura di rimproverare De Chirico che durante la notte era andato avanti nella realizzazione del quadro, invece mio padre gli aveva detto: ma noi eravamo rimasti d'accordo che tu avresti fatto il quadro di fronte alle telecamere. E De Chirico, con la sua straordinaria ironia, rispose: lo so, ma l'ispirazione era troppo forte, il demone dell'ispirazione era troppo forte, e quindi io di notte ho lavorato, non ho potuto fermarmi. Insomma, vabbè, poi immagino che li conosciate tutti. Poi c'è il pezzetto meraviglioso sulla parola foschia, cioè lì siamo proprio al teatro dell'assurdo, no? Sì, esattamente, escono sulla terrazza, la magnifica terrazza di Piazza di Spagna. De Chirico, appunto, mio padre gli chiede: ma maestro, non le danno fastidio i rumori delle macchine, il frastuono che viene da Piazza di Spagna? Lui risponde: no, per niente, è bello, è la vita della città, eccetera. Ma c'è qualcosa che le dà fastidio? Beh sì, ci sono delle parole che mi danno fastidio, per esempio foschia. Foschia mi infastidisce. Allora che parola userebbe, incalza mio padre? Beh, userei la parola piccola nebbia, risponde con grande raffinatezza il maestro. E poi mio padre gli chiede ancora: ci dica qualche altra parola che non sopporta. E lui dice: a prescindere. A prescindere è proprio un'espressione da cancellare. Allora mio padre chiude e fa: maestro, ma allora se qualcuno le dicesse a prescindere dalla foschia, questa è una bella giornata, lei che farebbe? Io me ne andrei, oppure no. Quindi è stato davvero un gioco continuo. Ripeto, a questo punto possiamo davvero dire, io lo dico, penso che mio fratello Raffaele lo possa condividere, che sono documentari in cui ci sono due autori, assolutamente. È un'opera d'arte, ma non perché l'ha realizzata mio padre, non per questo, ma perché davvero De Chirico ne è un coautore. E noi spereremmo che anche Giulio Paolini diventi un coautore del prossimo documentario. Grazie. Naturalmente è emblematico il fatto che nel documentario dello stesso Franco Simoncini con Giulio Paolini, invece Paolini appunto si sottrasse a questo ruolo, ma anche sottrarsi è una forma di protagonismo, naturalmente, no? È un calco negativo della presenza dell'autore. I figli provano a sfatare quella scelta per riportarla su un altro binario. Quella è la vostra sfida, vi attenderemo al varco. Dunque, io ricordo tra le altre interviste, per esempio una straordinaria di Camilla Cederna, che è del 62, mi pare, non ricordo, all'inizio degli anni 60, sull'Espresso, quando Cederna appunto va a casa a Piazza di Spagna e era preparata alla teatralità della situazione, ma dice: mai più avrei creduto di essere ricevuta dal genio, dal Pictor Optimus in costume del 600 e dalla signora Isabella completamente nuda. Ora io dubito che insomma questo sia stato possibile, però nel racconto della Cederna effettivamente questa è la scena d'apertura che effettivamente colpisce, e l'Espresso, che pubblicò l'intervista, diede il titolo meraviglioso Il travestito, che è proprio una specie di manifesto appunto anche di una poetica appunto giocosa e teatrale di De Chirico. Io vorrei chiedere appunto a Sabina D'Angelo Sante, che ripeto in realtà ha fatto il grosso del lavoro bibliografico di ricerca documentale vorrei dire di questo volume, però poi si è concentrata e ha scritto appunto un testo che commenta queste interviste proprio sul De Chirico, diciamo, performer, sul De Chirico intervistato. Se ci vuoi dire qualcosa. Ecco, si sente? Sì, eccoci. Grazie a tutti e grazie per questa felicissima occasione, grazie di queste parole
di fiducia, di stima, e mi associo a Giulio Paolini a eludere la risposta, ovvero disobbedisco a questa domanda, vale a dire che sì, le interviste sono state un argomento su cui mi sono effettivamente appassionata, ma non le vado a raccontare, basta solo dire che sono proprio un pozzo di sorprese, perché esce fuori un De Chirico che è veramente differente da quello che un po' semplificando conosciamo, che è tutto muscoli e proclami. Esce fuori un De Chirico di voce estremamente, quasi a tratti esile, flebile, a volte tenero, a volte timido, quindi è veramente un De Chirico sorprendente, e io la sorpresa non ve la rovino. E invece mi fa piacere, intanto quello che ha detto Marco Tirelli mi ha colpito, questo libro dove lo si apre si trova qualcosa, e mi rallegra quasi pensare che De Chirico diceva: bisogna vivere nel mondo come in un immenso museo di stranezze, dove noi come bambini apriamo questi giocattoli bislacchi e variopinti e quasi li rompiamo per vedere come sono fatti dentro. E la cosa che mi rallegra è pensare che noi oggi De Chirico lo usiamo come un immenso museo di stranezze, i suoi scritti, la sua pittura, e quindi voglio farvi invece una piccola sorpresa, perché vi vorrei leggere una pagina che secondo me è inspiegabilmente trascurata dagli studiosi, che trovo non solo molto simpatica, ma secondo me offre degli spunti di riflessione anche rispetto a, non so, mi ha fatto venire in mente delle cose in cui ritrovo l'opera di Giulio Paolini, ma poi lancio la palla e ne possiamo discutere. Comunque secondo me vale la pena ragionarci un attimo. Scusate che sono diventata vecchia da poco e allora non mi sono ancora abituata. Beh, meglio essere diventati da poco, ovviamente. Allora, poi non c'è una luce comodissima, però ce la possiamo fare. Scusate, l'argomento è apparentemente scabroso, ma in realtà è spiritoso. Leggo solo qualche... Memorie della mia vita. Esatto, da Memorie della mia vita. Lui dice: è strano come a me tutte queste parole, lì per lì, mi ha fatto venire in mente adesso il discorso della foschia, per questo ve lo leggo. È strano come a me tutte queste parole, lì per lì, quando le leggo, le sento dire, suscitano immagini che non hanno proprio nulla a che vedere col significato vero e proprio di dette parole. Ad esempio, lussuria e lussurioso suscitano nella mia mente una visione rubensiana di grandi saloni di stile seicentesco, con le pareti tappezzate di bellissime pitture, messe in magnifiche cornici dorate a oro fino. E poi arazzi preziosi, stucchi, mobili stupendi, gentiluomini e gentildonne, vestiti di raso e di seta, sfoggianti, sgargianti gioielli che passeggiano in quegli ambienti conversando tra loro. E continua. Poi ce n'è un'altra, la parola lenocinio, questa secondo me è esilarante, invece mi suscita l'immagine di un piccolo leone dalle zampe enormi e dal muso oltremodo simpatico, nato in un giardino zoologico e allattato col biberon da una giovane donna bionda, bella e vestita con una specie di uniforme che sta tra quella dell'hostess e quella dell'infermiera. Un'altra. La parola meretricio mi fa pensare a un raduno di madri di ogni genere, di ogni razza, di ogni età e di ogni paese, durante una specie di congresso, come quei congressi che attualmente organizzano le donne comuniste in favore della pace, con gran sfoggio di colombe più o meno picassiane, eccetera. E l'ultima che vi leggo, in quanto poi alla parola lascivia mi fa pensare ad alcune robuste lavandaie che con le braccia affondate nell'acqua di una grande vasca rettangolare stiano lavando e sciacquando della biancheria. Finalmente devo dire che la parola adulterio, che però non c'entra con la chiusura delle case chiuse, mi fa pensare a una specie di club, di circolo, dove si riuniscono signori sulla Trentina, con facce da Charlot giovane, con paglietta e bombetta, insomma i prototipi dell'uomo che ha raggiunto l'età dell'adulto. Allora, io non so se questa effettivamente è stata una pagina studiata, secondo me è interessante come spia non solo appunto di un gioco di parole, effettivamente questa strana ossessione, poi le interviste sono piene di giochi di parole, ma
questa appunto strana ossessione per la, come dire, la pelle della lingua, no? Il suono, l'assonanza della parola lussuria, perché ovviamente ci ritrova dentro il lusso, no? Dei saloni seicenteschi, rubenziani. Questa attenzione appunto alla pelle, che secondo me può richiamare o può essere indizio appunto poi dell'attenzione di De Chirico per la pelle della sua materia pittorica, no? Un'altra sua ossessione. Dicevo, secondo me fa da spia appunto a un certo modo di, diciamo, stare al mondo, che può essere un po' quello dell'artista, che guarda magari una linea, nel momento in cui la disegna, guarda una linea che prima ancora di appartenere ad un cavallo è una linea. Guarda appunto alle forme del mondo che prima ancora di essere la rappresentazione di quello che sono appunto forme, colori. Non so se riesco a spiegarmi, ma mi ha fatto veramente ricordare, venire in mente l'opera di Giulio Paolini, soprattutto appunto da disegno geometrico a quei lavori sugli strumenti proprio, le precondizioni della pittura. In questo senso De Chirico, che si sofferma sulle parole, è appunto una spia di un'attenzione alla voce, al suono, come si usa la parola poetica, slegandola dal significato, come appunto la linea può essere slegata dal cavallo a cui appartiene, e come chiamiamo la pittura di Giulio Paolini può essere slegata dalla rappresentazione, ma appunto avere quest'altro modo di guardare. E forse in questa sede mi fa piacere anche ricordare che nel momento in cui si fa esperienza proprio del disegnare, del dipingere, si usa una parte del nostro cervello, la parte insomma dell'emisfero destro, che è quella che non pertiene al linguaggio, quindi non è sequenziale, lineare, analitica, ma è appunto silenziosa e non è lineare, sequenziale nel tempo, è globale, sintetica, è come un istante ipostatizzato. Chiunque, credo che qui non siano in pochi, abbia fatto esperienza di disegno, sa che nel momento in cui si disegna o si dipinge si esce un po' fuori dal tempo e si entra in un silenzio senza tempo. Quindi ecco, mi faceva piacere mettere insieme queste piccole suggestioni. Naturalmente appunto il volume penso che sia davvero un punto di partenza, come diceva il professor Picozza, oltre che sì, un arrivo, una tappa di passaggio, ma anche un punto di partenza per nuovi studi. Del resto, come diceva Giorgio De Chirico, siamo esploratori pronti per nuove partenze. Grazie. Sì, io non ricordavo questa pagina bellissima delle memorie, in realtà è perfetta perché appunto uno degli aspetti che più sono curiosi nella scrittura di De Chirico, soprattutto in Hebdomeros, che è un libro straordinario che ancora attende i suoi lettori, credo, è proprio questo accostamento delle parole per il loro suono, no? C'è forse un solo autore della tradizione recente che forse De Chirico non conosceva, ma di cui forse aveva potuto sentir parlare dai suoi ex amici surrealisti, che aveva adottato proprio questo procedimento, che era Ramon Roussel, no? Il quale appunto aveva poi confessato di pensare la successione della narrazione non per la congruità delle azioni una rispetto all'altra, ma per la somiglianza delle parole che le designavano, no? Se uno legge Hebdomeros, effettivamente si ha questa... In Hebdomero, una parola magica brillava nello spazio come la T di Costantino e si ripeteva fino in fondo all'orizzonte, simile alla reclama di un dentifricio, Delfoi. Sì, appunto Hebdomeros è davvero un libro eccezionale da questo punto di vista, e tra l'altro quello che diceva Tirelli, che tu hai ripreso, e cioè che aprendo il mattone o la pietra angolare ogni volta si legge qualcosa di curioso e di interessante, lo diceva lo stesso De Chirico in un'intervista a proposito di Hebdomeros, no? Dice, è un libro
È un libro curioso che ogni volta che lo si apre, da qualsiasi punto, c'è qualcosa di interessante da leggere. E io a Bettina della Casa vorrei proprio chiedere questo, cioè lei appunto ovviamente segue l'opera di Paolini da tanto tempo, l'opera pittorica, l'opera artistica, ma anche gli scritti. E per tutti noi che lavoriamo sull'opera di Paolini, questa fonte di notizie, di questa memoria straordinaria dei testi che ha scritto Paolini e delle frasi, anche delle singole frasi che ha dedicato anche agli autori da lui amati, è davvero una cornucopia senza fine. Allora mi chiedo appunto, la raccolta degli scritti di Paolini ormai risale a quasi 30 anni fa, si intitolava proprio La voce del pittore, l'aveva curata credo Maddalena Disch. La voce del pittore è appunto una voce che ci viene ormai da un tempo senza tempo, anche quello, nel senso che poi veramente si ha l'impressione che tutte queste parole, forse capiterà anche a noi in futuro, non lo so, ma nel caso di Paolini forse da subito, sono state parole appunto che si echeggiavano l'una con l'altra, che si richiamavano l'una con l'altra in una sorta di teatro di cui, parlo di Paolini come se non ci fosse, mi scuso, di cui Paolini è il regista ma anche lo spettatore, e questo è davvero proprio di pochissimi artisti che scrivono, ma direi di pochissimi scrittori. Cioè questo appunto è un aspetto che davvero lo accomuna a certe cose della scrittura di De Chirico, secondo me. Non so se l'ho fatta troppo complicata. Tocca a te. Non parlo più. Tocca a te. Giulio, in questa sua relazione con la scrittura, che è assolutamente anomala nella media degli artisti, forse a lui interessa molto più scrivere che fare i lavori. Mi rendo conto che più passa il tempo, più la sua gerarchia forse è grafica, arredamento, scrittura e arte, per cui la scrittura è centrale, è centralissima. Certo, il suo lavoro di scrittura è stato anche molto aiutato dal fatto che lui ha sempre avuto, dal 95 ad oggi direi, ha un lettore alfa, diciamo, un lettore primigenio che è Maddalena Disch, che ha composto il libro degli scritti nel 95, dal 92 al 95 ha composto questa antologia di tutti gli scritti di Giulio senza conoscere Giulio. Ha portato questo lavoro a lavoro terminato. Quindi da quel momento in Non poi... sono mai incontrati? Forse a Parigi al Caffè Flora una volta. L'uscita del libro? No. Forse una volta a Parigi, sì. No, Sì, non credo. neanche? No, forse è arrivato già. Per cui nei fatti... Medianica. Sì, sì, perché probabilmente Maddalena voleva evitare ogni tipo di influenza, quindi Giulio scrive da sempre, da metà degli anni 60 direi. Da quando ho imparato a scrivere. Maddalena ha raccolto tutti i suoi scritti fino al 95 e da quel momento in poi Giulio si è trovato in libertà vigilata, nel senso che ogni riga che lui anche dopo il 95 scriveva veniva subito archiviata. E questa è un po' l'anomalia della nostra situazione, nel senso che un artista vivente, per sua volontà, si trova oggetto di analisi ora per ora. Ed è una situazione che ha dei grandi pregi, perché questo rende possibile avere un buon archivio, ma mi rendo conto che ha anche un limite, perché avere qualcuno che immediatamente ti ascolta, fare gesto dei tuoi materiali, toglie respiro all'artista. Difatti è uno dei motivi principali di conflitto, perché voler creare tesoro e archiviazione di ogni fonte prescelta, di ogni 4 righe scritto per un trafiletto di giornale, certo dal punto di vista nostro di archivisti, avere sempre lui a disposizione che ci fornisce i materiali è cosa preziosa, ma dal punto di vista dell'artista vuol dire ingabbiare subito e non dare possibilità di pentimento, prima di tutto, e non dare possibilità di rivedere le cose. Quindi come qualsiasi atto del vivere, un pregio è anche un difetto allo stesso momento, per cui il nostro lavoro di archivio è una fatica
che specialmente rende conto della sua grande contraddizione, della contraddizione di Paolini, ovvero quando si parla della sua immobilità, è un'immobilità molto dinamica in realtà, perché si esprime in una attività professionale, Antonella lo sa, molto concitata, con un ritmo molto veloce, e quindi c'è sempre questo doppio movimento di sua produzione e di nostra classificazione. Senti, questo lavoro del 58, no? Appunto Atlantide. su Atlantide, Sì. noi come, adesso appunto lo dovremmo chiedere forse a Giulio, ma insomma lo chiedo intanto a te, poi magari lo chiedo anche a te, come dobbiamo interpretarlo? È una sorta di appunto terra segreta che riemerge dalle acque, dai flutti, non a caso è azzurra, è qualcosa che si riconnette invece alla bandiera che sta fuori, che invece è una sorta di saluto, è una contestazione di quel feticcio del disegno geometrico che deve essere sempre il primo insieme l'ultimo, quindi è un'uscita di salvezza, un'uscita laterale che ci consente di guardare in un'altra direzione. Insomma, tu come l'hai vista questa scelta? Parlo a te, poi lo chiediamo poi a lui, ma intanto volevo sapere se avevi un'idea anche tu. Parlare di un piccolo quadretto che risale al 1958, quindi a quel 17enne che fui quando mi indignavo alla lezione di De Chirico, l'Unione Culturale, in cui lui attaccava la pittura modernista, come abbiamo detto. Quindi io normalmente, quando devo, ahimè, tirare le somme di quello che faccio, che ho fatto, mi sono posto un punto di partenza, un punto di avvio, che è quel certo giorno del 1960, dove, preso da raptus inventivo, mi rifugiai in una stanza appartata dell'appartamento di famiglia e appunto feci quel non quadro che si chiama disegno geometrico e che, come sapete, è la traccia sotterranea di qualsiasi immagine possibile. E la squadratura, come poi l'ha definita bene il nostro caro amico Italo Calvino. Ho dimenticato il perché mi avete... allora, vabbè, prima di quella notte o il pomeriggio di intensa concentrazione e rapimento, avevo già, come si dice, spennellato un po' sul tavolo di casa e soprattutto, più che spennellare, ero già a quell'età un infaticabile visitatore di mostre, di musei quando correva, e tutto quanto cioè era rappresentazione e che quindi si distanziava dalla verità pratica della mia vita di allora. Allora, questo quadretto che io ho intitolato Particolare dell'Atlantide, che forse non vedrete mai perché è messo un po' semi-nascosto in mostra, è già come dire, la premessa della non immagine che avrei poi cercato di sviluppare in seguito, e cioè è una superficie quasi monocroma, celeste, dove però in una parte bassa del piccolo cartoncino si annuncia una zona rosacea che per mia intenzione era quindi il ritrovamento quasi impercettibile delle rovine di Atlantide, cioè dell'isola sommersa
molto tempo addietro, e che quindi costituiva, però, ecco, anche se non me lo spiegavo proprio chiaramente, costituiva un punto d'avvio, una prima traccia di qualcosa che era già questa prima traccia in forma pittorica e dilettantesca, però poi ho cercato di educarla, era già l'immagine di qualcosa di lontano, di irraggiungibile, di sommerso. Ecco. E quindi questo era... Ma perché l'hai voluto inserire nel lavoro? Qua. Allora, qui l'ho voluto inserire sul cavalletto della prima stanza dell'esposizione, perché l'avvio di questa breve e stentata descrizione che ho cercato di fare nelle 3 sale è un cavalletto sul quale precipita a brandelli una figura maschile che è il Sisifo di Tiziano, che però ho messo lacerato e capovolto appunto nella sua fase calante, discendente. Allora, il Sisifo pittore, il Sisifo artista è come se cadesse sul piano di lavoro, che è il piano che il cavalletto offre all'attività dell'artista. E su questo piano di lavoro ci sono, se ben ricordo, dei ritagli, delle immagini seminascoste, e però c'è questo piccolo cartone intitolato Particolare dell'Atlantide, messo in posizione un po' laterale e obliqua. È come se appunto fosse il primo abbaglio, come dire, di quello che avrei poi fatto dopo. E quindi il punto, se posso dire, in cui Sisifo credeva di essere arrivato al vertice della montagna, che invece lo vedeva sempre precipitare ogni volta, e anche lì c'è un po' una... non dico un'analogia, ma una presunzione di qualcosa che nasce, che vuol nascere, ma che inevitabilmente precipita. E questa irraggiungibilità di Atlantide ha qualcosa a che fare con il mito di Citera? Sì, certo, come no? Bravo. Grazie. Cioè? No, lei mi hai rubato la parola. L'isola di Citera, che io ho conosciuto attraverso il quadro di Watteau, L'Embarquement pour Citer, dove si vede una piccola folla di personaggi in procinto di imbarcarsi per una qualche traversata, e la quale traversata avrebbe dovuto condurli all'isola di Citera, che era l'isola appunto ritenuta l'isola della bellezza, no? Quindi l'isola, insomma, il traguardo della bellezza. Costoro, questi personaggi, non si muovono dalla superficie del quadro e credo neanche nella loro esistenza passata furono in grado di raggiungere l'isola della bellezza. E quindi il Sisifo che precipita e ogni volta però riprende la sua corsa è un po' come chi nel quadro di Watteau anelava a raggiungere qualcosa che invece poi non raggiungerà, e che è il sogno della bellezza, l'incanto della bellezza. Forse anche della libertà.
Io penso che abbiamo un po' di tempo per i tanti amici, artisti, critici, conoscitori, insomma, che hanno, immagino, voglia di porre delle questioni a Giulio Paolini, però prima vorrei chiedere, visto che il tema di Sisifo è, diciamo, un po' il cavallo di battaglia della loro conversazione in catalogo, un intervento anche a Antonella Soldaini, se si vuole avvicinare. Dopo Giulio dovrei parlare io, ok? No, io più che Sisifo vorrei tornare un attimo sul questo lavoro del 58, perché mi riallaccio a quello che diceva Bettina e mi piacerebbe sottolineare la differenza tra una persona come me, ma non solo come me, credo, diciamo allargo il discorso a chi ha l'amore verso, quindi penso a Maddalena Dish, ma anche a Francesco Guzzetti, perché mi ricordo che quando siamo andati a Torino a intervistare Giulio, eravamo insieme io e Francesco, e a un certo punto Giulio, come ha fatto adesso, ci raccontava di questo inserimento del particolare dell'Atlantide e a un certo punto ci ha detto è un lavoro del 58. Io mi ricordo la faccia mia e di Francesco che abbiamo detto 58 perché pensavamo al disegno geometrico del 60. Per lui era normalissimo, per noi, come dire, i killer degli archivi è stato un momento cruciale, perché il primo lavoro prima del disegno geometrico, e quindi per noi quella era una specie di scoperta pazzesca, perché apriva un mondo che è quel mondo che ha spiegato benissimo Giulio, e quindi neanche ci provo a ridescriverlo perché farei una figura pessima. E quindi non so, su Sisifo non so, mi sembra che ha detto tutto quello, scusate il mio cellulare come al solito, e quindi non so se cos'altro posso dire su Sisifo. No, forse una cosa che non è stata detta, sì, no, ma anche sul fatto che il Sisifo che è rovesciato fa pensare un po' anche a Icaro, perché c'è anche questa immagine che si associa, che di nuovo è una figura che tenta l'impossibile, che è come sempre anche per Icaro, quindi c'è anche questa similitudine in qualche maniera, no, di questa impossibilità di arrivare a una meta, ma ciò non toglie, e mi pare nel catalogo accenniamo al fatto che forse Sisifo viene descritto da Camus nella maniera di una persona che sa che non raggiungerà mai lo scopo, però sa che vale la pena spendere un'intera vita per come dire, continuare questa infinita fatica per raggiungere questa meta, che è chiaramente la meta anche della bellezza. L'applauso valga anche naturalmente a Antonella e a Marco Tirelli per questa bellissima mostra. C'è una frase di Camus che è un po' un tormentone, la frase del mito di Sisifo di Camus, che mi ha sempre molto interrogato e alla quale ancora non so dare una risposta definitiva, quando Camus dice, contro ogni apparenza contraria, che bisogna immaginare Sisifo felice. Questa è una grande lezione, ecco, che non so forse decodificare, ma le lezioni veramente importanti sono quelle che non comprendiamo fino in fondo. Allora abbiamo un po' di tempo per tutti i presenti, se vogliono porre una questione, anche semplicemente un saluto, un omaggio a Giulio Paolini, è qui per noi e per voi. Niente, siamo tutti Canova, sì, Canova. Canova è stato già tirato in ballo, ha un cognome così impegnativo che... Per noi studiosi di Chirico è relativamente al contemporaneo, è certamente il caposcuola di una linea
Io credo che si debba molto anche a Lorenzo e... no, dicevo... Non so se c'eri quando qualcuno ha evocato invece il tuo lavoro sulla neometafisica, ma appunto il lavoro di Lorenzo Canova sulla neometafisica, nonché quello di Elena Pontigia nella mostra che c'è stata recentemente a Bologna, nonché nel libro pure pubblicato nella collana della Fondazione della Nave di Teseo su De Chirico negli anni 40, sono davvero dei libri nuovi, cioè ci mostrano un De Chirico che non è quello né dell'autorappresentazione di De Chirico stesso, ma neanche quello ovviamente della leggenda nera, insomma, dei surrealisti. Quindi è un De Chirico tutto da riscoprire e insomma credo che sia... Che posso dire, ecco, che questo l'ho scritto, che De Chirico lo abbiamo, cioè, gli artisti hanno cominciato a riscoprirlo prima di molti storici dell'arte, quindi credo che agli artisti dobbiamo molto la visione nuova di De Chirico, che poi seguita dai grandi studiosi, però effettivamente Giulio Paolini l'ha fatto un po' prima, ecco, Certo. anche una visione diversa del De Chirico. Ma anche per esempio la neometafisica è stata un po' una come dire, non voglio dire una scoperta, ma insomma è stata sicuramente la lettura che diede Andy Warhol, no, della neometafisica, sicuramente è stata un capitolo fondamentale. Beh, noi possiamo anche dire che Icaro appunto è una figura di caduta, di cadute è costellata l'opera recente di Giulio Paolini, anche qui ce n'è una, però è anche vero che in tutti questi lavori è presente una figura di specchio, e anche Sisifo si specchia e si rovescia, quindi come mi pare dica anche Antonella nella conversazione, la caduta è anche sempre un po' una risalita. E credo che il lavoro che sta facendo Giulio Paolini in questi anni è anche, appunto, uso una parola che a lui non piace, autobiografico, di ricostruzione del proprio passato, di ricostruzione delle proprie coordinate, anche di un palinsesto fondamentale come De Chirico. Non è un caso che ne parli così tanto negli ultimi anni. Credo che questo sia il tentativo appunto di, da un lato, non negare il significato filosofico, concettuale della caduta, che ci è abbastanza chiaro, ma anche di reinterpretarlo. È un po' come la clessidra, no? La clessidra è quell'oggetto che ogni volta si capovolge e il tempo è sempre qualcosa che permette di essere risalito se noi lo sappiamo manipolare, se noi lo sappiamo maneggiare. E io credo che Giulio Paolini in questo suo stile tardo ci stia proprio facendo si stia facendo e ci stia facendo questo grande regalo. E gli siamo tutti... Posso dire solo una cosa, sono contento che ci sia Gabriele Simoncini, perché per le persone come me che studiano neometafisica, se non ci fosse stato Simoncini non avremmo, perché ha anche lasciato un documento fondamentale in cui De Chirico dice delle cose, proprio su come concepisce quelle opere, dato a suo padre che poi l'ha pubblicato sul tempo. Senza quel documento la neometafisica la conosceremmo molto meno. Questa è una cosa in cui De Chirico dice queste cose le ho concepite nel Dormiveglia, ci sono una serie di immagini nuove, cioè lui stesso documenta che la vedeva come un momento nuovo della sua, scusa, lo voglio dire, C'era anche forse Gabriele Simoncini che voleva dire qualcosa. e poi anche suo padre che era anche amico del mio, quindi insomma Sì, no, io volevo dire, mi riallacciavo a quello che diceva Lorenzo prima, nel senso che, come ci ha insegnato Michael Baxandal, non si può parlare di influenza semplicemente da un artista A ad un artista B, ma anche nel contrario, cioè dall'artista B all'artista A. Nel senso che non si può parlare solo di un'influenza di Cézanne su Picasso, ma in qualche modo anche, sembra paradossale, ma in qualche modo anche di Picasso su Cézanne, perché poi Picasso permette un'altra lettura diversa di Cézanne e da tanti punti di vista. In questo senso mi sembra importante dire che vale questo rapporto binario anche per De Chirico e Paolini. Non è solo De Chirico che, tra virgolette, molte virgolette, influenza o fa riflettere Paolini, ma è anche Paolini che poi porta alla possibilità di nuove letture intorno all'arte di De Chirico, e intorno alla metafisica di De Chirico e non solo alla metafisica di De Chirico. E poi sul documentario d'arte bisogna dire che è solo da poco che ai documentari d'arte si è riconosciuta una funzione anche di non solo di documento per immagini, ma hanno una funzione fondamentale
di studio per gli storici dell'arte. Mi ricordo Calvesi, vedendo un documentario di nostro padre su Alberto Burri, aveva insomma ricostruito la storia di un'opera che lui credeva persa oppure non sapeva dove era, riprodotta documentata nel film televisivo. E bisogna dire pure un'altra cosa interessante: Mario Schifano, i paesaggi TV di Mario Schifano fotografava spesso, tra le altre cose, proprio dei frame dei documentari di Franco Simongini dedicati a De Chirico, e da lì nascevano altre opere. Gino De Dominicis mi diceva che i documentari su De Chirico per lui erano opere d'arte che lo hanno ispirato e gli hanno aperto la mente e l'immaginazione. Ultimamente, pochi anni fa, pensate a Francesco Vezzoli, alla Fondazione Prada, la mostra sulla Rai degli anni 70, in cui ha esposto come opere, tra gli altri, il documentario Il Sole sul cavalletto di Giorgio De Chirico, esposto insieme al Sole sul cavalletto di Giorgio De Chirico. Il documentario, e ripeto, in quel caso secondo me è un'opera d'arte a quattro mani, Giorgio De Chirico e Franco Simongini, in qualche modo genera altra arte. Certo, ma poi quello che dicevi appunto a proposito del fatto che Picasso crea Cézanne è quello che diceva Borges, no? Un celebre apologo, Kafka e i suoi precursori, dove diceva che Kafka era un'apparizione talmente grande, talmente forte, che leggiamo gli scrittori che magari Kafka aveva letto e in qualche misura aveva imitato come in realtà degli imitatori di Kafka, no? Faceva l'esempio di Hawthorne. Ecco, in qualche misura è vero che i grandi artisti sono quelli che rovesciano il tempo, no? Che rovesciano l'ordine del tempo, cioè che consentono di leggerlo nei due sensi. Mi pare che De Chirico a suo tempo e Paolini nel nostro stiano facendo questo lavoro. Se non ci sono altri interventi, prego. Ma è quello che si diceva prima, cioè che il documentario che ha fatto Franco Simongini nell'88 era su un artista giovanissimo, e però già è un classico, quindi anche quello è un effetto piuttosto paradossale. Abbiamo un privilegio, quello di avere con noi appunto un principe dell'Accademia in piena attività. Posso Andrea, non so se per chiudere, a proposito del tempo di cui oggi abbiamo parlato più volte, volevo leggere soltanto proprio due riferimenti che ci serviranno anche per il nostro documentario, per far capire come ovviamente cercheremo assolutamente di andare al di là di qualunque pura cronologia, in uno scavalcamento completo. Uno è un frammento di Rilke, che è secondo me davvero illuminante anche rispetto alla vita che facciamo tutti noi oggi. Noi ci affanniamo sempre, ma il progresso del tempo consideratelo solo una smagliatura di quel che sempre resta. Quindi c'è questo rapporto con questo tempo che resta immobile, resta sempre uguale. E l'altro è, l'abbiamo richiamato oggi più volte, Borges, La nuova confutazione del tempo. Negare la successione temporale, negare l'io, negare l'universo astronomico sono disperazioni solo apparenti, ma consolazioni segrete. E mi sembra che in molti di questi elementi ci sia davvero un riferimento, sembrano cose scritte apposta per Giulio Paolini, mi sembra.
Sisifo è felice. Signora? Volevo fare una domanda, perché in questo momento abbiamo anche la mostra di Canova e so che tu ci tenevi particolarmente a che le due mostre fossero nello stesso momento, quindi volevo sapere da te qual era il tuo rapporto con Canova, anche perché abbiamo esposto i 2 ritratti di Napoleone con uno bianco e uno nero, proprio ispirandoci. Io li volevo addirittura uno proprio come le due facce della stessa scultura, come fai tu, l'hanno messe solo vicine, ma insomma comunque quelle un po' sono state ispirate, non so se le hai viste ci sono 2 ritratti di Napoleone, uno in bronzo scuro e uno in marmo, lo stesso praticamente, messi vicini, e poi sapevo comunque che il tuo interesse a che la mostra di Canova fosse in concomitanza con la tua mostra. Ecco, volevo sapere quale può essere il rapporto. Beh, è una concomitanza miracolosa, ma come dire, io non è che mi sono convertito a Canova in questa occasione, ero già suo discepolo, anche se non apparente. È una situazione non troppo dissimile da quella che riguarda De Chirico. Cioè, insomma, entrambi dissimulano il tempo, lo fermano in qualcosa di inafferrabile, ma però di ben definito, e che insomma è questo il dissidio tra due. Ma cos'altro posso dire? Io volevo, a proposito di De Chirico, certo non addentrarmi e inoltrarmi in considerazioni troppo specialistiche, delle quali io non sono assolutamente in grado di formulare. No, volevo riferire 2 aneddoti. Dunque io con il nostro Giorgio De Chirico non ho mai avuto un vero e proprio contatto. Non gli ho mai stretto la mano, perché non era dato che questo avvenisse, insomma. Però me lo sono trovato, ecco, non so se è un episodio divertente, anzi sono 2 quelli che voglio raccontare. Una estate di una Biennale di Venezia, non mi ricordo quale, ma insomma c'era una sorta di assembramento di pubblico biennalesco ai tavoli del Caffè Florian, che insomma è un po' l'equivalente del Caffè Rosati di allora, e che allora il Caffè Florian era proprio la giuria della Biennale, senza la sede ufficiale. E non so perché, ma io ero, non mi ricordo l'anno, ma insomma, ero anch'io seduto su una sedia del dehors del Caffè Florian, e a un certo punto, stranamente e inaspettatamente, Giorgio De Chirico, che aveva qualche suo motivo personale, ma non ricordo e non lo afferrai neanche, di aggiungersi a questo gruppo, si trovò seduto accanto a me, ma proprio quasi a contatto. E non so più che discussione si svolgesse, ma la cosa che è rimasta nella mia memoria è che a un certo punto il cameriere del Caffè Florian gli porse il conto. E davvero rimasi
allibito, perché lui sonoramente, non a voce bassa tra sé e sé, ma quasi per farsi ascoltare, osservando il conto, disse: però, come dire che insomma era piuttosto elevato. Però questo però poi rimase così. Ma poi ha pagato? Ha pagato? Non lo so, forse no, però la lettura della cifra gli produsse. Ha incaricato il professor Picozza di mandare una diffida al Florian. Sì, sicuramente. Quando la madre lo portava a vedere al Cola di San Rocco, a Venezia, stavo sempre con la testa in su, non capivo nulla di pittura, avrei passato molto tempo a prendere tazze di cioccolata a fece delle memorie. L'altro episodio qual è? L'altro è più di lì a poco, un po'. No, l'altro è sì, degli anni 70 inoltrati, quindi abbastanza prossimi alla sua scomparsa. Allora, io mi trovavo in Piazza di Spagna, a un dopo mostra, non so come, insieme alla tanto amata Marisa Volpi, ed ero con lei. E lei a un certo punto mi dovette dire che doveva interrompere questa nostra conversazione perché doveva salire, e indicò il piano alto della casa di Piazza di Spagna abitato da De Chirico, e aggiunse: ma vieni anche tu. E io dico: ma perché? No, non vedo la ragione. Ma insomma, lei insistette e salimmo in questa casa leggendaria dove si trovavano parecchie persone, diciamo, ad affollare il salotto di casa, e io adesso all'epoca non osai entrare, anche perché non ne avevo voglia, ma comunque non mi ritenni adeguato a penetrare in questa assemblea che non conoscevo, non mi ricordo chi ci fosse, ma erano parecchie persone. E allora io rimasi sulla soglia del salotto e arretrai, diciamo, senza dare nell'occhio, e arretrando nell'anticamera, a un certo punto fui attratto da una visione abbastanza, come dire, magnetica. Cioè dall'anticamera partiva un lungo corridoio, buio o oscuro comunque, alla fine del quale però brillava una porta con una luce accesa che filtrava da una porta socchiusa. Allora io stetti un po' lì a curiosare e scoprì che il padrone di casa, Giorgio De Chirico, stava mangiando in totale e assoluta solitudine, credo una pasta asciutta o qualcosa, da solo in cucina. E quindi questo mi è rimasto impresso, perché questo suo ritirarsi, insomma, probabilmente i presenti avrebbero voluto, non so, avere scambi con lui, ma lui preferì scambiare il suo appetito. Però è vero, Come? è vero. Il maestro De Chirico, quando c'era gente, c'era signora, faceva, lui si metteva per conto proprio, non amava, questo era un paio di volte. Si ritirava. Si ritirava, poi ero piccolino e timidissimo all'epoca, tanti anni fa, e mi chiedeva alcune cose, per cui stavano solo, Sì, sì. emozionatissimo. Suo padre, dopo lavoro, la salita al Calvario, mi disse: ma secondo lei è finito questo qua? Ma certo, no,
che lui pensava collega alla salita al Calvario a lui stesso, tant'è che si presenta qualche volta nelle vesti di Cristo caduto. Ci sono degli esempi, avremo un articolo di Canova sul punto, e diceva ma come? Perché quella rappresentava la sua vita che se il padre era finito. Però c'aveva questa sensazione, la gente, la confusione, non lo interessava, si metteva da parte, la signora era occupata, Dei doveri. Questo è un esempio di come la salita possa essere minacciosa quanto la caduta, diciamo. Allora noi vi ringraziamo tutti per la presenza, per l'ascolto, per l'affetto. E poi però si risorge, appunto, però poi risorge. Ringraziamo moltissimo Gabriele Simongini, Bettina della Casa e Sabina D'Angelo Sante. Ringraziamo moltissimo Marco Tirelli per questa serata, Paolo Picozza per questo libro. Io sono veramente molto grato soprattutto a Giulio Paolini per le sue parole, per il tempo che ci dedica, e credo che siamo grati tutti per questo.